Ciao a tutti ragazzi, questa volta vi porterò a fare un giro attraverso il sentiero dei Giroli Mini, nome simpatico anche da pronunciare, che ci condurrà alla vetta del Monte Sumano, 1296 metri di quota. Però si domina in tutte le pianure, un bel giretto e niente che dire, seguiteci e seguitemi, sono da solo oggi e adesso partiamo. Piccola informazione di servizio: se vorrete venire a fare questo itinerario, io ho parcheggiato all'inizio della salita che porta alla trattoria all'Angelo. Si comincia. Iniziamo con la mulettiera. Allora ragazzi, in due parole, questo sentiero parte dai 280 metri di Piovene ai 1296 metri della vetta, quindi di poco, ma superiamo i 1000 metri di dislivello, che non è male, non è male. Primo checkpoint, prima apertura del panorama verso il basso. Vedete come ci siamo già alzati dopo 5 minuti dal paese. Qui il mio amato Giro delle Maighe. Ok ragazzi, dopo aver passato il santuario della Madonna dell'Angelo a 500 e qualcosa metri, solo ricominciamo a salire. Duretta ragazzi, ma super performante, vai! Comunque appena prendo un po' di fiato vi racconto un po' gli aneddoti su questa strada di Giroli Mini, perché è interessante tutto sommato. Allora ragazzi, ho trovato un attimo una panchina dove dirvi due cose appunto su questo sentiero. Sentiero dei Giroli Mini. Per quale motivo? Perché nel 1400 fu affidato ai frati di San Girolamo, un piccolo monastero in cima al Sumano, e appunto questi frati di San Girolamo erano definiti tipo ordine dei Girolimini. Da qui è preso successivamente nome anche tutto il sentiero che conduce appunto fino a questo monastero in cima al Sumano. Ecco, quindi questo sentiero ha circa 600 anni, quindi tanta roba. Bene, dopo queste cose ragazzi riparto, perché in un'ora ho fatto metà dislivello, da 2,80 sono arrivato a 7,80, ne restano altri giusti 500. Intanto qui è diventato tutto nuvolo purtroppo, strano ma vero.
Ovviamente io procedo verso destra e su. Però ragazzi, prima di prendere il sentiero, appunto vi ho detto verso destra, guardate qui alle mie spalle cosa si staglia all'orizzonte. Se non fosse che dovessi salire gli altri di 300 metri, ragazzi, mi fermerei qui ad ammirare tanta bellezza. Il mare sarà pur bello, ragazzi, tutto quello che volete, ma i paesaggi che regala la montagna proprio non li batte nessuno, mi dispiace, ma... Altro bivio e ancora verso destra. Ora 16:30, quota 1030. Meno 2,60 alla vetta. Comunque ho notato una cosa, l'essere umano è praticamente privo di abeti, perché veramente siamo a quasi 1100 metri, li ho contati nel dito di una mano. Ecco qui ce n'è uno giusto adesso, ma veramente poca cosa. Ed ecco qui 1100 metri. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to... A sinistra si sale alla baita, a destra si scende da dove sono tornato. Infatti io adesso devo salire su per di là. Tanto volevo appunto mostrarvi la bellezza di questo posto. È bella sta chiesetta. Infatti questo, ragazzi, è proprio il monastero dei Girolimini. Ecco qua, in persona. E in questo cortile siamo a 1200 metri, infatti mancano 90 metri alla cima. Ci siamo quasi. Ok ragazzi, siamo in cima. Ed ecco qua fatti i miei 1000 metri di dislivello giornaliero. Guardate la parlata un po' impastata, ma... Tanto ragazzi, sulla felpa per mantenere un po' di calore e pausa, abbraccio. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah.
drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my Siamo own. già a Monte Sulmano. Live alive till it's over. But until we do, it's sleeping too. Bene ragazzi, sono le 17:23 e 17:25 e sono appena partito per il ritorno. Voglio vedere quanto impiegherò per coprire i 1000 metri di dislivello. Eccezionale, 2 tosi da Caldogno che ho incrociato qui scendendo. Mi hanno chiesto se bevevo un caffè con loro, e accompagnato da giusto un goccio di grappa. Grandi ragazzi, lo dico sempre, le persone che vengono in montagna sono le più socievoli. Bene ragazzi, sono quasi arrivato e a ritorno, una volta arrivato sulla chiesa dell'Angelo, invece di tornare giù dal sentiero di Giro Limini, sono sceso per la strada asfaltata. Più grande errore che potessi fare visto la pendenza di questa strada. Ecco qua ragazzi, sono arrivato. Niente ragazzi, il monitor non vuole essere letto stasera perché fa interferenze. I dati ve li dico io. Allora, ho terminato l'escursione dopo 3 ore e 31, comprese soste varie, filmati, foto, pause ristoratrici, pause viveri. 3 ore e 31 minuti con 12,9 km percorsi. Tutto sommato è una bella passeggiata, infatti avevo letto circa 6 andata e 6 di ritorno. Clicco termino. Ragazzi, io vi saluto perché qui vedete il sole sta tramontando, vabbè. Le luci sta scendendo, sono le 18:36 e io vi saluto. 1 ora e 10 di ritorno. Io spero che il video vi piacerà dopo tutte le modifiche e statemi bene.